anche ai campionati italiani, passare tutti i tornei, quindi gli europei, perché non è detto che prima vengono eseguiti i campionati italiani e poi gli europei, può essere anche viceversa, e poi potranno, ponendo il caso che siano queste le coppie, accedere ai campionati olimpici. Poi manca ancora un anno, quindi la stessa graduatoria potrebbe cambiare. Tipo da stadio, per l'Italia, figurati. Spina, terza Singapore. E pensa Lorena, questo titolo mondiale è molto importante per noi perché è il primo titolo mondiale da una coppia italiana per le danze latinoamericane. Sì, fra l'altro voglio dire, se ci si pensa bene non è uno stile che ci appartiene, no? Quindi è bello sapere che... Non ci appartiene però, latinisti, passionali, italiani. Tra le persone che non sono professionisti nel settore. È tecnicamente molto particolare e difficile, quindi non tutte le coppie sono portate per questa disciplina. Coppia 37, sono 331esime al mondo per la Rising Star. Al mondo, sottolineiamo, perché è un numero alto, ma in realtà non così tanto poi. Pensate poi a quanta concentrazione, perché loro si giocano tutto proprio in questi pochissimi minuti. Eh sì, il lavoro di una vita praticamente, perché pensiamo Lorella che queste coppie ballano insieme da un minimo di 6 anni fino anche ad arrivare ai 13 anni. No, sono delle regole che vengono decise dalla IDS, International Dance Federation, che decide praticamente tutti i regolamenti per le competizioni internazionali. E adesso Olimpiadi. Coppia 38, abbiamo il nostro primo titolo mondiale per le danze latinoamericane in pista. Coppia 7, sono campioni per la Slovenia e semifinalisti ai campionati del mondo. Più faticoso, Jai. Coppia 18 per la Danimarca, sono 11esimi in Russia e primi in Danimarca. Coppia 47, quinti classificata al campionato del mondo in Russia. È importante ricordare che per loro queste prove sono veramente molto faticose, perché sono... Lui si chiama Sandro